C'è totale disponibilità da parte mia, innanzitutto ad ascoltarli e a capire anche quali sono le loro problematiche. Li ho informati che ho avviato una verifica interna per capire da quando è stato installato il dispositivo a oggi. Voglio sapere tutti i passaggi che sono stati profusi dai tecnici in ogni particolare. Non una fumata bianca, ma nemmeno una fumata nera. Un incontro positivo in comune a Cadoneghe, quello tra il sindaco Marco Schiesaro e una rappresentanza di cittadini multati dall'autovelox installato lungo la ex statale del Santo. È stato un incontro molto costruttivo, un incontro che ha aperto delle possibilità di risoluzione di questo problema, che ormai sta diventando un problema colossale, visto il numero di notifiche e di sanzioni che stanno arrivando nelle case diciamo, dei padovani, ma non solo dei padovani, anche di persone che vengono da tutta la parte del Veneto. Il primo cittadino di Cadoneghe ha espresso la volontà di avviare una verifica interna per capire l'iter per raggiungere una soluzione al problema. Il sindaco è un organo di controllo e di garanzia nei confronti di tutti i cittadini, in questo caso anche quelli che non sono del mio comune. Quindi io mi pongo in una condizione di verificare il lavoro che è stato svolto dai miei tecnici e dopodiché io dirò, in base alle risultanze, quello che riterrò più opportuno. L'unica soluzione per il comitato spontaneo dei multati dal Velox di Cadoneghe è che le multe vengano cancellate. Questa è una delle ipotesi che il Comune potrebbe anche percorrere. È chiaro che la conclusione dell'iter non può che essere, per quanto ci riguarda, l'annullamento di tutte le sanzioni e di tutte le notifiche che ancora giacciono negli uffici postali di mezzo Veneto.